Era l'11 giugno del 2018 quando Francesco Rucco è stato eletto sindaco di Vicenza. Oggi, a un anno di distanza, siamo venuti qui per fargli gli auguri. Grazie. E per portargli anche un regalo, il contratto di Rete Veneta. Sindaco, si ricorda, l'ha firmato lei e quindi adesso a 12 mesi di distanza vediamo che cosa ha fatto e che cosa non ha ancora fatto. Ci sediamo? Certo. Allora, sicurezza, centro storico, commercio, turismo, crack, BPV, il sociale e ancora le strade, la città del Palladio, la cultura, lo sport, se li ricorda? Me li ricordo molto bene, però prima di affrontare i temi vorrei fare una premessa. Quando ho firmato questo contratto eravamo in campagna elettorale, non conoscevamo la realtà del comune e parlai già allora di un piano Marshall per la ricostruzione del comune perché evidentemente c'erano dei problemi che avevo riscontrato da consigliere comunale. Una volta entrato eletto ho verificato che la situazione era ben peggiore di quella che mi era stata prospettata, che pensassi, e quindi abbiamo avviato la riorganizzazione della macchina comunale che già nei prossimi mesi vedrà la fine di un percorso amministrativo che vedrà una nuova macchina comunale più efficiente. Ecco, detto questo, partiamo. Sicurezza. Mi impegno a restituire ai cittadini Campomarzo, a risolvere il degrado nei parchi di Vicenza e a riportare la sicurezza sulle strade e nelle piazze. Ecco, Sindaco, si faccia un esame di coscienza. Che cosa ha realizzato in questo primo anno di quanto promesso e quanto resta ancora da fare? Ma sicuramente dopo 10 anni di lassismo e inerzia da parte della passata amministrazione siamo riusciti a fare una serie di azioni concrete. Abbiamo portato il cane antidroga in Campomarzo, abbiamo supplito la videosorveglianza, abbiamo aumentato la videosorveglianza, abbiamo messo il presidio locale di polizia e faremo il presidio fisso permanente di polizia locale. L'obiettivo qual è? L'obiettivo è riportare le famiglie, i nostri concittadini a vivere Campomarzo come un normalissimo parco. Andiamo al secondo punto. Centro storico. Mi impegno ad aumentare il numero dei parcheggi, abbassando il costo e prevedendo orari di tregua in cui non si pagano le strisce blu. Mi impegno inoltre a riorganizzare la geografia della ZTL introducendo le fasce orarie, aperta di giorno o chiusa di notte, valutando le zone con cittadini, residenti e commercianti. Alcune cose sono state realizzate, in particolare la sperimentazione in corso Fogazzaro che sta andando avanti e devo dire che sta procedendo senza sconvolgimenti del territorio come era stato annunciato da una strumentalizzazione politica del centro-sinistra. Vedremo poi a settembre come andrà, faremo dei sondaggi tra i cittadini e valuteremo quello che sarà la decisione definitiva. Sicuramente stiamo lavorando sulla riorganizzazione dei parcheggi, a breve presenteremo anche un progetto per la domenica gratis, per i parcheggi non a pagamento in città, per le strisce blu quindi, e poi stiamo lavorando anche su delle idee per la progettazione di un multipiano, se non due. Bene, per oggi Sindaco ci possiamo fermare, riprenderemo domani questa verifica del contratto con Rete Veneta, quindi non finisce qui ma continua.